Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinian Warrior, il canale dedicato al combattimento e alla rievocazione storica. Oggi vi voglio parlare la mia ultima realizzazione, un elmo nuragico cosiddetto a bustina. Questo elmo ha la particolarità di essere realizzato con due gobbette, che è un dettaglio che molti ricostruttori e disegnatori, archeologi eccetera eccetera non hanno notato se non in tempi relativamente recenti, almeno questo nelle ricostruzioni di abiti e armature, ed è il dettaglio dell'anello in cima all'elmo, cioè quello che ad esempio in un famoso libro di disegni sui bronzetti nuragici sembra essere raffigurato come tre gobbette distinte. A uno studio più accurato dei bronzetti e insomma alla realizzazione poi dei manufatti si è osservato che non si trattava di una terza gobbetta, quindi 1, 2 e 3, ma di un anello cavo, talvolta nella fusione non perfettamente riuscito del bronzetto, talvolta piegato, talvolta spezzato. Ad esempio quello di Padria è stato probabilmente spezzato in tempi relativamente recenti, visto che nelle foto del libro di Giovanni Liliu l'anello è completo, quindi un dettaglio che non si capisce quale fosse lo scopo di questo anello e a cui uno può cercare di rispondere pensando che ad esempio anche in alcuni elmi romani, soprattutto di fine impero, era presente un anello. Negli elmi degli Avari e di queste popolazioni barbariche era presente un anello a cui loro spesso attaccavano una sorta di, diciamo, di treccia, di crine di cavallo, probabilmente come per spaventare il nemico, per rendersi più visibili, eccetera. Nei bronzetti nuragici questo anello non ha nessuna spiegazione. Una spiegazione plausibile potrebbe essere legata a un qualche simbolismo, oppure a un utilizzo pratico nell'elmo originario per, ad esempio, appenderlo o per togliersi l'elmo stesso. Però è anche vero che senza l'anello l'elmo comunque si poteva togliere e comunque l'elmo può essere appeso utilizzando il soggolo, unendolo a fare il legaccio che poi ci si allaccia sotto il collo e appendendolo in quel modo, può essere appeso anzi in questo modo. Insomma, non è necessario un anello per appendere un elmo, quindi l'idea del simbolismo personalmente mi sembra anche più indicata, forse, soprattutto per il fatto che nei bronzetti l'anello non è funzionale a appendere la statuina, in quanto le statuine erano sempre piombate sul supporto in pietra, le cosiddette altari o tavole d'offerta. Quindi se non doveva essere appeso il bronzetto, se nell'elmo diciamo utilizzato, quindi nella versione reale, l'anello in fin dei conti non è nient'altro che un orpello perché non è estremamente necessario, allora possiamo pensare al suo uso simbolico, in quanto l'anello potrebbe essere effettivamente magari un simbolismo legato o all'anello del sole, disco, alcuni lo chiamano, tant'è che sugli elmi dei guerrieri Shardana osservati nelle guardie del faraone egizie è presente un disco, il cosiddetto disco solare utilizzato anche dai faraoni. Stranamente non è presente nei popoli del mare, diciamo nei predoni, questo anello solare, anzi questo disco. Però l'anello è presente nelle statue di quasi tutti i bronzetti nuragici di guerrieri. E stranamente questo anello si sono preoccupati di farlo, per quanto fosse di dimensioni assolutamente piccole, spesso magari neanche gli riusciva perché è un dettaglio veramente insignificante. Ad esempio nel guerriero di Senurbi si vede che l'anello non è stato forato, quindi non è riuscita benissimo la fusione, però non si sono preoccupati di bucarlo dopo, quindi non era funzionale. Insomma, questo dettaglio ci può far aprire degli ulteriori ragionamenti. L'altra questione legata a quest'elmo
è come sono attaccate le corna, oltre che alla natura delle corna, di cui magari approfondiremo in un altro video. L'attaccatura delle corna è fondamentale ed è indicativa anche di chi ha realizzato questo manufatto. Nel mio caso ho cercato di mantenere l'apertura delle corna il più vicino possibile alla fronte, perché si vede nei bronzetti che le corna non sono separate come nell'immaginario collettivo possono essere quelle dei vichinghi, ma sono verso l'avanti, insomma verso la fronte. In altri casi è vero, partono dalla fronte e vanno quasi all'indietro, però in moltissimi bronzetti, soprattutto in quelli da Utah, hanno questa particolare fisionomia. E personalmente è un'indicazione del fatto che siano corna bovine, quindi di toro, l'animale più forte al tempo in Sardegna, un animale simbolico, altamente simbolico, non solo perché è l'animale più forte, infatti si dice sì forte come un toro, ma perché è anche l'animale il cui potere riproduttivo è assolutamente famoso. Non solo in epoca moderna, ma anche in antichità. E come spiegare i dettagli costruttivi di quest'elmo? Beh, i dettagli costruttivi, per quanto riguarda almeno la forma delle gobbette, potrebbe essere una conseguenza magari di garantire maggiore resistenza all'elmo. Ad esempio la doppia crestina che si viene a formare è in qualche modo paragonabile alla cresta degli elmi villanoviani, che almeno personalmente non doveva avere nessun altro scopo se non rendere visibile il guerriero e magari anche proteggere la testa, perché effettivamente a fronte di colpi magari che vanno a impattare su questa lama creata dalla cresta, che poi sono le due metà che formano la cresta, unite tra loro dai rivetti posti davanti, questo effettivamente è una qualche forma di ribustimento dell'elmo stesso, a fronte di possibili colpi ricevuti. E non penso sia casuale che queste creste sono presenti, due in questo caso, anche nei bronzetti nuragici. In alcuni bronzetti addirittura le due crestine appena accennate diventano proprio sottili, quasi metalliche, quindi potrebbero anche essere alcuni elmi in metallo, e molto sottili. In un caso si vede una sola perché l'altra è stata spezzata, però sicuramente si può ipotizzare che in quel caso ci sia una forte somiglianza con gli elmi, ad esempio villanoviani, come quello appena mostrato. L'altra cosa è il dettaglio di questa sorta di crestina frontale. Questa crestina si vede ad esempio sulle statue di Monte Prama. E a cosa serviva? A differenza della crestina, della cresta anzi degli elmi villanoviani, penso che questa fosse una conseguenza del modo con cui si univa il materiale costruttivo utilizzato per l'elmo. In questo caso un pezzo di cuoio molto grosso, molto spesso, irrobustito bollendolo, che andando, essendo un'unica fascia, va a incontrarsi sulla fronte di chi lo deve calzare e viene unito da una semplice cucitura. In un elmo villanoviano verrebbe unito da dei rivetti, a formare questa sorta di crestina. Questo potrebbe essere un indizio su come veniva realizzato questo manufatto in particolare. Una possibilità, certo, non è da escludere che potesse anche essere in metallo, però è vero che gli elmi a bustina sono caratteristici, infatti il termine non l'ho mai ritrovato in nessun'altra descrizione di armi, armature o elmi. Sono degli elmi assolutamente peculiari dei guerrieri nuragici e abbinano un insieme di possibili simbolismi con una tecnica realizzativa direi abbastanza arcaica, che mi fa pensare anche a una certa antichità dei bronzetti stessi, quindi non bronzetti legati alla più recente età del ferro, ma presumibilmente un po' più antichi, in un periodo, mi riferisco alla Grecia degli eroi micenei, in cui gli elmi erano ancora realizzati in cuoio. Ad esempio è famoso l'elmo della dea Atena, chiamato, la cui traduzione dal greco vuol dire pelle di cane, e che erano realizzati con un sistema di imbottiture, quasi come se fossero dei cestini, con sopra del feltro per attutire i colpi, sopra il cuoio e a volte sopra il cuoio anche le zanne di cinghiale. Sono famosi infatti gli elmi a zanne di cinghiale,
realizzati e ritrovati nella Grecia micenea. E questo tipo di elmo è molto più somigliante agli elmi come materiale costruttivo e possibile realizzazione, agli elmi micenei che non a quelli velanoviani, di cui sembra anticipare alcuni dettagli costruttivi. Se il video vi è piaciuto, se volete altri contenuti come questo, mettete mi piace al video, iscrivetevi, lasciate un commento, condividetelo sui vari social network e noi ci rivediamo su questo canale per altri video riguardanti l'archeologia, la storia della Sardegna, l'archeologia sperimentale, la scherma e il combattimento. Un caro saluto e a presto! Ciao!